Sulle note dell'inno nazionale cantate dal coro della Fenice si è aperta la quarta edizione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, che durerà 5 giorni. Sul palco, prima del taglio del nastro e del tour ufficiale col ministro Salvini e il presidente del Senato La Russa, le autorità hanno riconosciuto al sindaco il merito di aver ideato un format che ha rimesso Venezia al centro del settore navale, a partire dal governatore Zaia, che ha addirittura definito questa giornata il Brugnaros Day. Io penso che lui ha seguito questa idea che era ritenuta una follia e è riuscito a realizzare una bella manifestazione, la quarta edizione ovviamente di peso, crescerà sempre di più e anche qui abbiamo aperto un nuovo varco, un nuovo corso rispetto a quello che è il Salone Nautico. Venezia ha il suo Salone Nautico, ce l'ha il Veneto. È un indotto importante per l'Italia, per la città sicuramente, perché per la città il tema dell'indotto è legato più alla funzione nautica della città, cioè non dobbiamo pensare solo ai 4 giorni di salone. La funzione della città è l'idea della nautica che torna a Venezia, cioè io posso arrivare a vedere Venezia in barca. Dobbiamo spingere molto sull'efficientamento dei canali, sulla pulizia dei canali, dobbiamo aiutare le darsene che ci sono, e meno male che sta andando bene, e se possibile magari realizzarne qualcuna in più, perché la Laguna di Venezia è gigantesca e si può davvero credere in questo turismo. 55 metri quadri, oltre 1100 metri lineari di pontili e 30.000 metri quadri di spazi espositivi esterni. Ben 200 denti espositori, di cui 180 italiani e 40 stranieri. Abbiamo anche 300 barche, di cui 240 in acqua. Dietro di me vedete delle barche da diporto, sia da diporto nautico che da diporto lagunare, ma qui troviamo dalle barche a vela, dalle barche con le nuove motorizzazioni fino alla cantieristica tradizionale veneziana.